Questa è già pronta? Questa è pronta per essere degustata. Qua noi siamo addetti alla salsiccia. Salsiccia rostita e poi verrà distribuita con le tabische, verrà distribuita nei piatti. Tutta roba che viene dalle nostre aziende, è genuina in tutti i sensi. Come viene preparata la salsiccia? Carne di maiale, sale, pepe, un po' di peperoncino perché ci vuole, poi alcuni mettono il finocchio selvatico. Una bella giornata di festa, qui non manca nulla. Non manca nulla, di anno in anno viene sempre più bella. Amici di Bella Sicilia, buongiorno. È tutto pronto, adesso si procede, la macchina organizzativa già è attiva dalle prime ore del giorno. Siamo soddisfatti perché c'è una bella partecipazione, tanta buona musica, buon cibo e per questo ringraziamo sempre le impiegate della cucina comunale e tutto il personale comunale e più i volontari. Com'è questa pasta? Buonissima, fatta poi dalle chef che sono bravissime. Io sono originario di Adrano, ma abito a Castellana Sicura. È la prima volta che partecipa alla festa di primavera? Sì. Quali sono le impressioni di questa giornata? Magnifica, stupenda, rilassante, bellissima, bellissima. Tutto genuino. Mi raccomando, venite a trovarci, una buona giornata. Tutto bene, tutto bene. Cosa ha gustato già? Questo è il primo piatto? Primo piatto. Pasta con ragù, buonissimo. Ma lei da dove viene? Da Giarre, complimenti, una bellissima manifestazione. Ma come mai da Giarre a Castel di Lucio? Abbiamo visto su Bella Sicilia e così ci siamo messi in macchina. E Quante ore di viaggio? 2 ore e 30 minuti. Soddisfatti alla fine? Complimenti. Ha già gustato qualcosa? Sì, abbiamo gustato i maccheroni che sono buonissimi. Allora appuntamento il prossimo anno, alla prossima Sicuramente festa di primavera. porteremo tanti amici. Il ragù prima abbiamo soffritto la cipolla, abbiamo soffritto la carota, il prezzemolo con l'olio e poi abbiamo messo il tritato e l'abbiamo fatto cuocere assieme a tutti questi condimenti. Poi abbiamo messo la salsa e l'abbiamo condita con sale, zucchero, noce moscata, peperoncino, pepe nero e l'abbiamo fatta cuocere per un bel po'. Le nostre feste non manca mai il ragù, la nostra festa di primavera. Procede tutto bene, insomma un'ottima organizzazione e questo è grazie all'assessore Piscitello che non tralascia niente, quindi il ringraziamento principalmente va a lui, a tutta la squadra e ai nostri volontari che ci aiutano. Due piatti addirittura? 5. 5. È una bella manifestazione, quindi siamo contenti di essere qua. Buon appetito. Grazie, buona giornata. Da dove arrivate? Enna. È la prima volta che venite a Castel di Lucio? Sì, siamo un club di camper. Siamo camperisti. Avete già gustato qualcosa? No, stiamo aspettando. Intanto quali sono le prime impressioni di questo luogo? Bellissimo. Allora, è un paese veramente naturalistico e sereno. Condivido anche voi come gente, siete abbastanza disponibili e molto gentili anche nelle informazioni. Bello. Tra poco quindi gusterà il La primo pasta, piatto? sì, il primo piatto. Abbiamo visto il labirinto, abbiamo avuto modo di conoscere le persone che veramente accoglienti. Cosa sta gustando? Un bel panino con la salsiccia. La tabisca. Buono, buonissimo. Complimenti all'amministrazione, una bella iniziativa. Noi veniamo da Enna, dal cuore della Sicilia. Siamo venuti proprio per questa giornata della primavera, abbiamo visitato pure il labirinto d'Arianna. Complimenti a questo borgo. Cosa ha gustato? Panino con la ricotta, con il pomodoro e la buona pasta bella calda con un ragù eccezionale. Vi ospitiamo tutto l'anno, intanto per le nostre sagre che partono oggi con la festa della primavera e nel mese di agosto con gli antichi sapori e la sagra Duca Scavaddu che quest'anno è arrivata alla 34esima edizione. Poi nel corso della stagione possiamo ospitarli per l'accoglienza al labirinto d'Arianna, al Museo Civico Castigliuzzu, visita alle nostre chiese e anche al castello storico normanno. In particolare la regina e la tabisca penso che già è stata proposta diverse volte. È un piatto tipico perché nasce dalle antiche massaie che quando facevano il pane per testare la temperatura del forno prendevano dei pezzi del pane già lievito, li buttavano nel forno creando
queste focacce che noi chiamiamo tabische, che oggi qui offriamo farcite con la salsiccia e la ricotta. In questa area attrezzata di Castel di Lucio, che è nei pressi del labirinto d'Arianna, dove oggi in questa giornata bucolica godiamo anche della buona musica della street band e dei nostri antichi sapori. E anche l'ambientazione che rende carino l'assaggio degli antichi sapori. E finalmente la tabisca. Esatto, questo è il panino tradizionale di Castel di Lucio. Il ringraziamento va all'amico sindaco che ci ha invitato. Io vengo da San Mauro Castelverde e ogni anno è sempre un'emozione essere presente a questa manifestazione. Quale versione di tabisca hai scelto? Io ho scelto panino con la salsiccia e questo che dicono che è molto buono con il pomodoro. Allora, le tabische con la ricotta, col pomodoro condito con l'olio, sale, origano e poi con la salsiccia. Qui vediamo proprio la ricotta fresca di giornata. L'ho fatta stamattina, è ancora calda, è buonissima. Qual è la versione che viene più richiesta? Pomodoro, olio e anche la ricotta. E la salsiccia, chiaramente quella è una peculiarità. Come sta andando? Benissimo. Venite nel nostro bosco perché si sta bene, l'aria è pura e c'è molta gente. Già gustato qualcosa? È il vino, solo il vino. Salute! È la prima volta? Bellissimo, bellissima la location. Non pensavamo di trovare tutte queste persone. Gente molto simpatica e un profumo buonissimo. Ancora non siamo riusciti a mangiare, però il profumo promette bene. Tra poco gusterete la tabisca, non l'avete mai gustata? No, mai. Ne abbiamo sentito parlare tanto, ma non l'abbiamo mai assaggiata. Quale versione sceglierete? Abbiamo preso quella con la salsiccia. Salsiccia? Sì, con la salsiccia, c'era col pomodoro. Ci hanno consigliato quella, quindi vediamo. Intanto sappiamo che ci seguite sempre anche in pagina, anche su Vivo Mangiando. Valentina, sei bravissima. Ho fatto le tue patate bastase, sono buonissime. Buone, confermo, buone. Grazie e ciao, buona coltivazione, buona festa. Ciao. Come sta andando questa festa? Bellissima, bellissima. Cosa ha mangiato? Maccherone, salsiccia col pomodoro, tabisca col pomodoro e ricotta. E la salsiccia anche? La salsiccia. Nativo e cresciuto a Castel di Lucio. Si mangia bene qui a Castel di Lucio? Più che altro genuino. Io sono originaria di Tusa ma abito a Castel di Lucio da 30 anni. E ogni anno è l'occasione giusta per stare insieme con gli amici, con la famiglia? Sì, molto divertente. Abbiamo mangiato prima la pasta e ora la tabisca, con la salsiccia e col pomodoro. Salutiamo gli amici di Bella Sicilia, Onda TV. Ciao, saluti da Castel di Lucio. Sono l'assessore Agganci, faccio l'assessore Agganci, ma oggi ho avuto il piacere di partecipare a questo grandissimo evento che è questa festa di primavera fatta a Castel di Lucio. Ho dato una mano a cucinare, a dare qualche consiglio a quella che poteva essere anche l'organizzazione dell'evento. Ha gustato già qualcosa? Un po' tutto, diciamo la pasta buonissima, la carne buonissima, le focacce buonissime, diciamo tutto bene, tutto veramente molto ma molto bene, cucinato bene. Bisogna fare squadra con il territorio. Assolutamente sì, siamo convinti di questo, ci stiamo lavorando e su questo cerchiamo di puntare anche sul territorio che riguarda sia le Madonie che i Nebrodi. Ho mangiato la tabisca con la salsiccia, solo quello. Ma per la pasta stiamo attendendo. Ma la cornice è bellissima, siamo sotto il bosco, è particolare. L'iniziativa è sicuramente lodevole e importante. È la prima volta? È la prima volta che vengo, sì. Grazie allora, salutiamo. Grazie. Ciao Valentina, ti seguo sempre, ciao! E oggi sei venuta qui a Castel di Lucio per gustare qualcos'altro di buono? Tutto buono, tutto bello, tutto fantastico, ciao! Da dove arrivi? Da Petralia Soprana. Uno dei comuni del circuito Bella Sicilia, allora speriamo di poterti incontrare anche a Petralia Soprana. Grazie, saluti a Valentina! Ciao. Io vengo da Villafrate, sono paesano della street band. Vengo a trovare a loro in ogni posto che vanno. Ha già gustato qualcosa? Solo la tabisca. Com'era? Buonissima. E qui continui a preparare ancora la salsiccia? Sì. Ma quanto l'hai fatta? Tantissima? Tantissima, sì. E si continua ad arrostire? E si continua ad arrostire fino a stasera. Fino a quando non ne vogliono più. Abbiamo incrementato sempre di più. Qua abbiamo un paradiso dove c'è il verde, ossigeno e alimentazione, quella che serve per
dare al fisico quello che serve. Per me invito costantemente per l'anno prossimo di raddoppiare. La festa di primavera è il connubio tra natura, storia, cultura, tradizione, arte, cibo. Infatti ci troviamo qua nella zona adiacente il labirinto di Arianna di Fiumara d'Arte, un fiore all'occhiello per la nostra comunità, e coniughiamo la bellezza della natura con il buon cibo. Oggi i visitatori, i tanti turisti e soprattutto anche i castelluccesi avranno la possibilità di gustare un buon piatto di rigatoni con il sugo, la tabisca con la salsiccia, con l'olio, con la ricotta fresca, ricotta di stamattina, quindi a chilometro zero, e con il pomodoro. E infine una macedonia rinfrescante. Questo progetto nasce per valorizzare soprattutto i prodotti locali, non solo culinari ma anche artigianali. Per questo ringraziamo chiaramente la Regione Sicilia che piace 2026. Dare la soddisfazione a voi che ci date la possibilità di distribuire a tutto il territorio, tutta la Sicilia, e noi che possiamo dare la possibilità di degustare tutto. Prodotti tipici e genuini e noi stiamo. Sono una ventina di camper, ci sono delle moto, ormai è diventato un qualcosa di pubblicizzato. Vi accogliamo sempre con tanto entusiasmo e tanta allegria. Tantissimi saluti da Castel di Lucio agli amici di Bella Sicilia. Questo è frutto di un'organizzazione complessa che parte dagli amministratori e poi tanti volontari che ci danno una mano e chiaramente il personale comunale. Una festa per tutti, è una festa per i bambini, là c'è l'aria attrezzata, hanno la possibilità di giocare. Stamattina abbiamo avuto l'escursione del CAI, sezione Cefalù, hanno fatto 10 km, Provitina, Portella, lungo le coste delle nostre montagne. Abbiamo anche avuto l'onore di tanti camperisti che è la prima volta che vengono a visitare Castel di Lucio, sono quelli della sezione di Enna, e quindi hanno trovato, penso, accoglienza, e hanno trovato insomma una rilassatezza che ci hanno ringraziato per quello che oggi stanno vivendo. Sono arrivati in tanti anche dalla provincia di Catania. Sì, di Catania. Ci sono anche quelli dei cavalli, le equituristi, sono da Catania, quindi è una famiglia, come vedete è una famiglia. E chi viene ritorna e ritornerà di nuovo, quindi questo è il nostro augurio. E porta sempre amici, ogni anno la partecipazione aumenta perché vedono che c'è una degustazione naturale, genuina, in un posto proprio spettacolare. Quindi un saluto a Valentina, in particolare. Grazie. Aspetto la prossima ricetta. Un abbraccio. Il cibo è fondamentale, il divertimento è fondamentale, ma lo stare insieme, la convivialità, la condivisione rappresenta sempre l'elemento principale di queste iniziative. E intanto un ringraziamento fa a tutta l'amministrazione comunale, in particolare al sindaco, che oggi è felice, con il suo sorriso, vuole ringraziare a tutte le persone che sono venute qua a vedere questo paesino bello. Lui nel cuore le vuole portare, però non riescono ad entrare, quindi ci resta un ricordo da non dimenticare. Un invito quindi a ritornare a Castel di Lucio. Chiaro, noi la conosciamo, io la chiamo la poetessa Congettina, perché ci dedica tante poesie ogni tanto nelle feste, nelle cose, e quindi per noi è una qualità, è un valore aggiunto che la comunità di Castel di Lucio ha trovato in questa nostra amica, che ormai è diventata l'amica della comunità di Castel di Lucio. Anche artigianato alla festa di primavera. Sì, noi siamo un gruppo di donne che ci occupiamo di queste cose. Ciao! Arancine, birra fresca, pizzette, c'è tutto, gelatini. Guardate che meraviglia di gelato. Fate artigianalmente dalle sue mani. Sono conini al cioccolato, pistacchio, fior di latte, gli stecco, pistacchio, cioccolato, amarena. Come sta andando? Allora, sinceramente bene, perché non ce l'aspettavamo tutto questo afflusso, è la prima volta che noi ci organizziamo così con una casetta, però non ci possiamo lamentare, il pubblico risponde bene, noi non ci lamentiamo, sempre così. Ciao! Ciao, se provate il gelato che mi si ricorda. Ciao, salutate. Ciao belli! E cosa hai portato alla festa di primavera?
un po' di pasta reale, abbiamo i cannoli, il classico cannolo siciliano, poi abbiamo le pesche messinesi e come variante le pesche di prato, un po' di biscottini al burro, poi abbiamo anche le classiche paste secche che sono i ricciolini e le ramette, sempre in pasta di mandorla. Ma sono tutti dolci che hai preparato tu? Sì, tutto artigianale. Un grande successo, un successore. L'appuntamento è per il prossimo anno? L'appuntamento senza dubbio per il prossimo anno, arrivederci sempre a Castel di Lucio per la festa della primavera. Saluto!